Andiamo con questa preghiera, questa è una mia preghiera. Andiamo. Vediamo le mani tutti al cielo, vediamo da qua. Se riusciamo a vedere anche là in fondo, qui. Vai in fondo! Con le mani al cielo, con le mani al cielo! È così che si crede, è così che si spera. Così, signor capitano, mi liberi le mani, non ho fatto mai del male a nessuno. Sono piegato di fronte a questa vita e io sono solo un prigioniero. E poi non vede la mia pena, lei non capisce i miei pensieri. Non vede come viviamo, ma non vede che stiamo morendo. Signor capitano, dove sono le risposte alle tante lettere spedite? E poi mi dica dove siamo e chi stiamo ancora aspettando. Non vede, non respiriamo, ma non vede che stiamo morendo. Non vede, non crede. Liberatemi dalla noia e dalla confusione. Tutti! Liberatemi, le mie mani devono applaudire. Liberatemi dalle più di 1000 paure. Signor capitano, io ho i sogni tra le mani, non ho fatto mai del male a nessuno. Domande facili, difficili risposte, quanto falso, quanta indifferenza. E dai piccoli diavoli sono quelli che ci fanno più male. Non vede, non respiriamo, ma non vede che stiamo morendo insieme. Non vede, non crede. Liberatemi dalla noia e dalla confusione. Liberatemi, le mie mani devono applaudire. Liberatemi. Bisogna dire nessuno dice la verità, ho la gran voglia di vivere, decidere, io non rubo ancora libertà e a pochi metri la libertà, sono innocente e un equivoco, fatemi uscire da qui, fatemi uscire da qui. Un popolo per un popolo. Guardate il vostro cielo, guardatelo, è uguale al mio. Questione di angolazione. Come il cielo, anche la terra. La mia cambia. A volte da verdi i campi diventano gialli. E spesso ho sentito la sirena cantare, svegliata dalle onde. Un mostro, molti dicono, un giro tondo e tutto per terra. Confusi, ma rimaniamo per mano, vicini a riseminare un'altra storia, seguendo la stessa era e le stesse idee di prima. Io mi chiamo Elisa Debbi e sono di Mirandola. Grazie. Pochi mesi fa ho dovuto lasciare la mia casa per un po' di tempo e ho scritto una poesia per voi, per noi,
per il nostro popolo. E frequento il liceo di Finale Emilia, senza banchi, senza lavagne, senza sedie, senza ciò che ricorda una vera scuola, in una tenda. Noi emiliani non vi dimenticheremo mai, grazie mille, grazie, di tutto il cuore. È tempo di ricostruire, 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 ricostruire. ricostruire.